Ho voluto quest'oggi venire sulla cosiddetta rotta balcanica. Ci troviamo infatti all'estremo confine nord-orientale tra Italia e Slovenia e questo percorso è quello che ogni giorno viene appunto percorso da giovani che arrivano dal Medio Oriente per raggiungere l'Europa, Pakistan e Afghanistan in particolare. Ora andremo a vedere i sentieri. Ci siamo addentrati sul sentiero che dalla Slovenia conduce verso l'Italia, la cosiddetta rotta balcanica. E già dopo pochi minuti abbiamo trovato indumenti, abiti abbandonati probabilmente da qualche migrante addirittura questa notte. Alle mie spalle il bosco e subito la città di Trieste. Un grande impegno deve assumerselo l'Europa, soprattutto nel mettere a disposizione della Friuli Venezia Giulia le nuove tecnologie e tutti gli strumenti necessari per prevenire questo grave fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non si può abbandonare il Friuli Venezia Giulia, anche il governo deve fare la sua parte. Ci siamo particolarmente addentrati nel sentiero della rotta balcanica tra Italia e Slovenia. Alle mie spalle il bosco e il sentiero che porta a Trieste. Sappiamo tra l'altro che la popolazione è particolarmente preoccupata per questo grave fenomeno. Abbiamo appena incrociato una pattuglia con una volante della polizia stradale che stava probabilmente controllando questi territori, ma non è sufficiente. Chiediamo al governo italiano, ma in particolare all'Europa, di prendere in seria considerazione l'opportunità di metterci a disposizione degli strumenti, anche tecnologici, per prevenire questo fenomeno. Ribadisco, c'è una preoccupazione da parte della popolazione e quindi vanno assolutamente fatti degli interventi urgenti. In questo senso l'Unione Europea deve dare una risposta.